Ma allora, guarda, la passione trasmessa no, la passione è una cosa che ti accorgi dopo un po' ad averla dentro, ok? Però posso dire che sono cresciuto in giro per la cucina. Essendo romano doc, anche se tantissimo tempo che non abito a Roma, però i miei piatti, la mia tradizione me li porto sempre con me, ok? Quindi in qualsiasi posto vado, cerco sempre di mettere su nel menù quei 3-4 piatti, può essere su una carbonara, una cacio e pepe, d'inverno facciamo la coda alla vaccinara, più che la trippa alla romana e quant'altro. Però oggi volevo presentarvi in particolare un piatto, ok? Molto estivo, una rivisitazione della cacio e pepe, quindi andremo a fare una cacio e pepe classica, tonnarelli, ok? Questa è una pasta tradizionale romana. Poi vi mostro sugli ingredienti, andiamo, gamberone, ok? Qui abbiamo una tartare di gamberone, testa di gamberone fritta, lo useremo come guarnizione del piatto. Pecorino romano, doc, pepe tritato a mano, un pezzettino di burro per dare un po' la salsina, la cremina nel piatto, visto che siamo al ristorante, qualche fiorino per la guarnizione del piatto, pepe nero di Cipro affumicato e lime per dare la freschezza estiva al piatto. Facciamo 120 grammi di tonnarelli. Allora, andiamo a mettere un tocchettino di burro all'interno. Adesso facciamo emulsionare un po' il tutto. Allora, ci sono molti modi di fare la cacio e pepe, ok? Io qui uso una metodologia un pochino più veloce perché essendo al ristorante dobbiamo anche accelerare un po' di più i tempi. La vera cacio e pepe, la ricetta tradizionale si farebbe a freddo, ok? Però condendo a freddo veramente se poi ordinano 10, 20, 25 o 30 cacio e pepe diventa su un problema, va bene? Perché non c'è il tempo materiale, che noi siamo in pochi in cucina, ok? Non c'è il tempo materiale per andare a fare un piatto in 5-10 minuti, ok? Io già uso pasta fresca e con la pasta fresca comunque i tempi sono molto più brevi, così anche a pranzo riesco a fare molti più piatti, siccome noi facciamo tutto espresso, riesco a fare molti più piatti in breve tempo. Allora, freschezza, spremiamo dentro mezzo lime all'interno. Questo è quello che io in genere faccio su mantecatura a freddo, invece qui velocizzo, lo faccio a caldo, il formaggio si scioglie molto più in fretta. Tanto poi sulla cacio e pepe estiva a me non mi serve troppo pecorino, quindi poi quello che rimane in pentola lo lasciamo là, bagniamo semplicemente la pasta col cacio, se no poi il gamberone e il lime spariscono. Allora in questo caso abbiamo lasciato i grumi da una parte della pentola e andremo a usare solo la pasta con un pochino del succo. Allora, prendo su un piatto, comunque le mie nonne, tra una e l'altra, una del sud, una del nord, cucinavano veramente in un modo inverosimile. Veramente la vera cucina di una volta, secondo me la vera cucina italiana, quella che non esiste più. Ok, ci prendiamo un cucchiaio perché già l'ingrediente primario non è più quello di una volta. Però devo dire che da loro ho rubato molto, tante cose le devo a loro e anche forse all'incrocio tra il nord e il sud sono riuscito, ecco, a tirar su delle ricette come quella che poi abbiamo visto prima, veramente carine, ecco. Però io parto sempre dalla semplicità degli ingredienti, cioè non vado su a riempire troppo il piatto con salse, salsine particolari e quant'altro. Prendo gli ingredienti base, quello che è il piatto tradizionale, un piatto base, e ci aggiungo, ecco, un tocco di freschezza, un sapore un po' diverso in base alla stagionatura. Ecco, quello è quello che faccio. Da giovane sono partito, ho girato il mondo, dall'Australia fino alla Spagna, sono andato un po' in giro dappertutto, ho sempre lavorato dentro le cucine perché ho avuto sempre questa grande passione e quindi ho visto tante cose diverse, tanti modi di cucinare diversi e chiaramente poi quello mi è rimasto dentro ed è quello che poi trasmetto in ogni mio piatto.